Ditemi voi quando. Bene, buongiorno a tutti, un benvenuto qui a Palazzo Ferrofini per la presentazione di questo evento, un benvenuto a chi ci sta seguendo online, ma un benvenuto anche a tutti quelli che seguiranno dal vivo il rally storico del Veneto nelle prove automobilistiche della Val di Lasi. Nel gennaio 1911 nasce il primo rally di Monte Carlo con lo scopo di promuovere il Principato come località turistica, ideale anche nella stagione invernale, sfruttando il fascino di un'avventura attraverso l'Europa dopo appunto una situazione non semplice. Dopo la Grande Guerra, grazie alla diffusione delle automobili negli anni 20, nascono gare prestigiose nei vari paesi europei. L'Alpenfahrt in Austria, corsa per 44 edizioni fino al 1973, la Coppa delle Alpi in Italia, la Coupe Internationale des Alpes organizzata in collaborazione tra Automobile Club d'Italia, Germania, Austria, Svizzera e Francia, dal 28 al 36 è molto popolare tra le squadre ufficiali di tutto il continente. Tra le gare nate nel periodo interbellico vanno citati i Rallye des Alpes Français del 1932, la RAC Rally Britannico nel 1932, la Liegi-Roma-Liegi del 1931, attraversano appunto tra le strade di montagna più difficili del continente. L'Ulster Motor Rally, il 31 in Irlanda, poi diventa il Rally Circuit of Ireland e la più famosa di tutte, l'italiana 1000 miglia nel 1927. La storia dei rally e delle gare su strada dunque attraversa il Novecento, dall'epoca eroica delle prime automobili fino a giungere ai giorni nostri. Il rally narra la storia dell'automobile, è legato intimamente ai percorsi montani o collinari o quelli appunto che chiedono sicuramente maggior destrezza e capacità nella guida e che mettono a dura prova telai e motori. Ecco il rally storico del Veneto, giunto alla sua seconda edizione nella splendida cornice della Valle di Lasi. Riprende l'antica tradizione di una competizione che ha dato grandi emozioni. Cito solo una data che ai più giovani non dirà molto, ma chi ama l'auto dice tantissimo. Il 28 gennaio 1972 sulla Lancia Fulvia HF 1006 Sandro Munari e Mario Mannucci vincono il 41esimo Rally di Monte Carlo, quando tutta la stampa e gli esperti parlavano solo dell'Alpine e delle Porsche. Quel periodo rivive nel rally storico del Veneto che parla ai più giovani di una grande scuola, non solo di piloti eccezionali, ma anche di meccanici e della meccanica di Casa Lancia, il cui segreto non era il correre più forte di tutti, ma di non fermarsi mai, cioè di superare qualsiasi ostacolo e di restare in strada quando gli altri finivano fuori. Il rally storico del Veneto ci riporta alla doppietta, cioè al doppio disinnesto o alla doppia dei Brata di cui che ha guidato appunto chi ha guidato una 500, la vera 500 conosce benissimo. Io non posso che ringraziare innanzitutto il collega Stefano Valdegambari, convinto sostenitore di questa manifestazione, la Pro Energy Motorsport, il Veneto Rally Team, l'ACI di Verona, nonché tutti gli sponsor che hanno sostenuto e sostengono il rally. A tutti voi il grazie di un appassionato d'auto d'epoca, convinto, anch'io nel mio piccolo ho qualcosina a casa, che come tanti altri appassionati non mancheranno a questo straordinario evento che parla con passione di un grande sport, di una bellissima cornice nel nostro Veneto e che riserva angoli di bellezza unici. Ringrazio anche il collega Corsi e il collega Bozza per la presenza e veramente mi auguro che si riesca a organizzare una bella edizione come merita questo evento che a questa sua seconda edizione secondo me va ad affinare sempre più le esperienze precedenti. Quindi io passo la parola e anche la conduzione al collega Valdegambri che invito a spostarsi in posizione centrale, anche perché il centro non era una tua vecchia, mi pare. Grazie Presidente, è veramente un piacere ospitare oggi questa conferenza stampa, questa presentazione ufficiale nella sede più prestigiosa della Regione, il Consiglio regionale più autorevole della Regione, insieme anche ai due colleghi che saluto e ringrazio veronesi, l'amico Corsi Enrico e Alberto Bozza. È un momento particolare perché questo rally
ha una storia molto celebre, lontana, è stato interrotto per un certo numero di anni e ci sono stati dei nuovi pionieri che hanno voluto a rimetterlo in moto, soprattutto perché è un rally del territorio, un rally che rappresenta il Veneto. Un rally del Veneto di per sé è un marchio, e nella volontà degli organizzatori sia dell'ACI di Verona che della scuderia Pro Energy c'è proprio quella di creare un qualcosa di diverso dai classici rally, cioè non semplicemente una corsa, ma una corsa che è vissuta nel territorio con altri eventi, con l'inserimento anche di prodotti locali, di manifestazioni del territorio, eccetera. È un momento di coralità del territorio attorno a una delle più grandi passioni che hanno sempre interessato i veneti, quella del rally. Abbiamo avuto dei campioni illustri, una storia molto prestigiosa del rally del passato e tantissimi appassionati tutt'oggi, tant'è che anche la scuderia Pro Energy, che qui è insieme all'ACI, sono tra gli organizzatori, i promotori organizzatori di questo evento, hanno al loro interno un maggior numero di iscritti di tutte le altre scuderie nel veronese almeno. Cioè c'è un mondo, io ho partecipato ai loro eventi e veramente c'è un mondo di appassionati che riesce a attrarre attorno a questo evento. So che sono aperte da poco le iscrizioni e stanno iscrivendosi da tutte le parti del mondo, un rally internazionale fatto con le auto storiche, quindi un rally molto interessante e piacevole anche da vedere perché si vedono vecchie glorie correre su strada, ed è un evento, ripeto, che assorbe, è condiviso nel territorio, condiviso con le amministrazioni, condiviso con la gente, è un evento insomma che va al di là del classico rally in sé. Io passo subito ora, per entrare nei dettagli, la parola a quelli che sono i veri protagonisti, a quelli che hanno promosso questo evento. In primis vorrei dare la parola e invitare qui al mio fianco il direttore gara, nonché rappresentanza dell'ACI di Verona, che ripeto l'Automobile Club Verona, che è uno tra i più antichi e anche che ha raggiunto quest'anno i 100 anni, fa il compleanno, i 100 anni di storia. Ecco, Alberto, prego a te la parola e porta un attimo la tua testimonianza. Grazie, buongiorno. Bene, grazie, buongiorno a tutti. Io sono Alberto Riva, faccio il direttore di gara e sono il presidente di ACI Gest, che è una consociata dell'Automobile di Verona che gestisce in modo particolare questo rally. Vi porto innanzitutto il saluto del dottor Baso, il nostro presidente, che non ha potuto essere presente causa impegni di amministrazione nelle banche, e il direttore Riccardo Cuomo, che invece è andato a Roma all'ACI centrale. Comunque il mio compito è un compito tecnico, per cui vi sintetizzo velocemente le caratteristiche principali di questo rally. La lunghezza del rally è di 237,36 km, di cui 61,22 di prove speciali. La partenza avverrà da Badio all'uscita del parco assistenza, ma passerà da Cellore di Lasi alle 8, passerà a Cellore di Lasi sul palco di partenza. L'arrivo è previsto sempre a Cellore di Lasi alle ore 19. Il parco assistenza è ubicato sulla Badia Calavena, sulla via in fianco al fiume il Torrente, mentre la direzione gara sarà sempre a Badia presso la Penta System. Le verifiche inizieranno venerdì dalle ore 16 fino alle 20:30, sempre in quel di Badia. Le prove speciali sono 3 da ripetere 2 volte, quindi in un totale di 6 prove speciali, che come ho detto di 61 e rotti chilometri. Gli iscritti attualmente, l'abbiamo saputo mentre venivo qua in trena, ma ne arriveranno sicuramente molti altri, sono 60 ai rally e 10 alla regolarità. La regolarità è una specialità che devi mantenere sempre la media durante tutto il percorso, e quella si svolgerà in coda al rally. Abbiamo provveduto a posizionare circa 160 commissari lungo il percorso, che sono tutti dotati di radio della RDS in collegamento con la direzione gara. Abbiamo 2 apripista, la 0 e la 00, poi 2 fra il rally e la regolarità.
Abbiamo 4 carri attrezzi, 3 sulle prove e 1 di riserva, 7 ambulanze tutte attrezzate per la rianimazione e 7 medici rianimatori. Abbiamo anche 4 fuoristrada all'inizio delle prove speciali che servono eventualmente per trainare qualche macchina che fosse uscita dalla sede stradale, e 3 auto di servizio sempre posizionate in partenza per eventuali interventi rapidi. Questo in estrema sintesi è l'attrezzatura, cioè cosa abbiamo messo sul percorso, e poi il tutto si svolgerà, spero in maniera egregia, come da previsioni, sabato al mattino. Grazie. Come vedete, per organizzare un rally c'è veramente una macchina organizzativa molto complessa e c'è bisogno di tanto lavoro. Le iscrizioni ovviamente sono da poco aperte, ma contiamo di raggiungere numeri molto elevati, e siamo solo al punto di partenza delle iscrizioni. Stanno arrivando adesioni anche da fuori Italia, quindi è un rally che è molto sentito, e anche l'anno scorso abbiamo visto una partecipazione veramente entusiasta. Ho qui al mio fianco, anche, che ho fatto accomodarsi qui vicino a me, Valentina Bissoli, che è una modella che è stata anche madrina l'anno scorso. L'abbiamo rivoluta madrina di questo rally quest'anno, che ci accompagna, il quale va un ringraziamento per la sua testimonianza a nostro fianco, a fianco di tutti gli organizzatori. E ora vorrei ora dare la parola alla scuderia, ai rappresentanti della scuderia Pro Energy, ringraziando l'ACI perché senza l'organizzazione dell'ACI sarebbe molto complesso, molto difficile, anzi se non dire impossibile, realizzare questi importanti eventi. E la parola a Emanuele Bosco, che è presidente della scuderia Pro Energy e Autosport. Ecco, come dicevo prima, è la scuderia nel Veronese con il maggior numero di iscritti, sono molto affiatati. Ecco. Prego Vittorio, sì, prego Emanuele. Ringrazio Stefano per l'ospitalità. La nostra è una scuderia che è attiva dal 2011 e principalmente... Mi sentite? Ah, ok. Niente, dicevo che la nostra scuderia è una scuderia attiva dal 2011, è principalmente attiva in quello che riguarda i rally storici, con delle presenze anche nel rally moderno e nella regolarità sport. La nostra è una realtà che parte nel Veronese, quindi da un gruppo di appassionati che via via dopo si è sempre di più inglobato con tutto il rallismo veneto, e quindi adesso noi contiamo circa 500 iscritti ogni anno tra i nostri tesserati, oltre che circa una cinquantina di macchine che sono attive in tutto il territorio italiano nei vari rally. Per noi è un onore portare avanti quello che è, insomma, la storia del Rally del Veneto, perché appunto è una gara che era molto sentita negli anni 70-80, e per noi adesso rispecchiarla negli anni 2000 è veramente un passo avanti che vogliamo comunque portare avanti insieme con Stefano e l'Automobile Club di Verona. Fare in modo di avere quei numeri italiani che il Rally del Veneto ha sempre avuto, e perché no, magari potrebbe anche essere che possa diventare una gara con una validità anche del campionato italiano andando avanti. Adesso intanto noi vediamo di portare a casa questa gara, nel senso che a fare un bel numero di iscritti come abbiamo fatto l'anno scorso, che l'anno scorso avevamo circa 120 iscritti, che alla prima edizione è un numero impensabile, perché di solito la prima edizione puoi fare un numero dai 60 ai 100, ma un numero come 120 è difficile farlo. Quindi questo ci può dare delle belle speranze anche per quest'anno, che sì, sono partite le iscrizioni, c'è ancora una settimana di tempo, però crediamo che alla fine arriveremo a quel numero lì, sono qualcosina in più. Ci sono, come diceva Stefano, degli equipaggi esteri, e quindi dà un tocco anche internazionale a questa gara. E niente, siamo qua tutti pronti. Adesso lascio la parola eventualmente al mio collaboratore Vittorio, che magari vi descrive tutta la parte logistica e tecnica della gara. Vi ringrazio e vi aspetto al secondo rally storico del Veneto. Grazie.
Grazie Emanuele. Ora invito appunto Vittorio Policante. Nel frattempo ricordo come il rally è un motivo di attrazione e di persone che vengono da diverse parti non solo dell'Italia ma anche dall'estero, e quindi un motivo di conoscenza del territorio, ed è questo uno dei motivi per cui anche da parte delle amministrazioni della zona c'è stato la coesione e il sostegno per questo evento. Prego Vittorio. Salve a tutti, allora mi trovo qui nella veste di organizzatore dopo aver fatto tanti rally. Ecco, vorrei aggiungere a quello che ha detto Emanuele che il Rally del Veneto ha una validità di TRZ, cioè Trofeo Rally di Zona. È una validità importante, già ad averla dalla seconda edizione vuol dire che l'osservatore mandato dalla federazione ha visto che abbiamo operato bene e di conseguenza il lavoro di team fatto da noi e da ACI Verona ha reso i suoi frutti. È una delle 3 gare nel Veneto, quindi sono veramente poche che possono fregiarsi di questa validità. Allora, a questo aggiungo che noi abbiamo voluto fortemente legare la gara al territorio, una cosa un po' diversa dalle altre. Per qual motivo? Perché pensiamo che una gara che si svolge in un territorio, che sfrutta le strade di un territorio, che ha i comuni interessati dal territorio, sia anche giusto dare la possibilità di far conoscere a più persone possibili. Tant'è che abbiamo organizzato un evento collaterale che si chiama Veneto Motori, Music and Food. Sono 2 giorni, del 22 che è venerdì e il 23 che è il sabato, dove partendo da metà pomeriggio faremo varie iniziative dedicate al mondo dei motori, dando comunque un taglio forte a quello che è l'eccellenza del territorio. Ci saranno quindi aziende che esporranno i propri prodotti di enogastronomia, sto sul generico tanto per capirci, comunque aziende nostre che portano benessere e che portano comunque soddisfazione e orgoglio a questo nostro mondo, a questo nostro sport. Abbiamo anche la fortuna di avere delle importanti aziende che hanno creduto in questa forma di promozione, e quindi insomma ringraziamo anche loro che comunque ci hanno dato la possibilità di far vedere al meglio quello che si può essere all'interno della nostra provincia ma anche della nostra regione. Grazie Vittorio. Vittorio tra l'altro è stato un campione anche a livello europeo, un rallista, prima un pilota, e quindi prima ancora di essere organizzatore ha vissuto su strada l'esperienza del rally da tanti anni. E io volevo poi, prima di concludere, o meglio vorrei concludere anche con una parola data alla nostra madrina. Grazie. La nostra madrina, perché abbiamo già visto che questo rally è diverso dagli altri, perché la formula con cui l'avevamo immaginato e pensato all'inizio era una formula appunto che è rally ma non solo rally e territorio. Vedete che c'è una manifestazione parallela collegata col food, con le specialità del territorio, coinvolgendo le associazioni, coinvolgendo il mondo, cioè è un rally che è partecipato e vissuto per portare come veicolo, usando sempre il termine di veicoli, come le auto sono veicolo di conoscenza, di cultura, di gusto, di sapori che viaggia nel mondo. Questo era l'obiettivo che ci eravamo posti all'inizio. Io lascio la conclusione a un pensiero alla nostra madrina, che può dare la benedizione finale a questo evento, che sia di buon auspicio per la sua riuscita. E vi ricordo tutti, 22-23 settembre, Val di Lasi, Rally del Veneto. Le gare saranno il giorno 23, sabato 23, e sarà una giornata veramente piena di entusiasmo, dove ci potrà non solo partecipare allo spettacolo del rally, ma anche assaporare i sapori, il gusto dei prodotti locali. Allora, ringrazio tantissimo Stefano Valdegamberi per questa bellissima presentazione e ringrazio l'ospitalità in questo bellissimo palazzo della Regione Veneto, e sono veramente lusingata di essere ancora madrina del Rally del Veneto anche quest'anno per la sua seconda edizione. E veramente è un evento molto importante. Sono onorata di essere stata eletta ancora una volta madrina, e come dice Stefano, questa cosa porterà sicuramente buon auspicio a questo evento, e anzi sono molto contenta di essere tornata a Venezia dalla settimana scorsa, nella quale comunque ho calcato red carpet dell'80ª Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica, sempre per la mia regione Veneto, quindi è un grande ritorno per il Rally del Veneto innanzitutto, e quindi vi aspetto il 22-23 settembre.
Grazie, credo che possiamo concludere qui. Vorremmo fare magari una foto insieme, invitando anche il consigliere Bozza, che ringrazio per essere qui presente, anche lui appassionato di rally di motori, sempre vicino all'ACI di Verona, e che anche lui sostiene questa manifestazione. Facciamo una foto assieme così di ricordo, e vi aspettiamo tutti il 22 e 23 settembre, Rally del Veneto, Val di Lasi. Accedete i motori.